ultimate level to the side of eight, open them. Really good. Step 670, ultimate level to the side of eight, open them. Really good. Benvenuti Città nello Spazio, la prima puntata di questo nuovo format di City Vision 2022, si chiama City Vision Input, mezz'ora in pausa pranzo per fare riflessioni sulle tematiche che andranno a plasmare le città del futuro, le smart city. Vogliamo volare alto per questa prima puntata, Città nello Spazio, lo faremo con due importanti ospiti, sono Cesare Barbieri, professore emerito di astronomia all'Università degli Studi di Padova. Benvenuto professore. Abbiamo con noi anche il rappresentante dell'ecosistema dell'innovazione, Mattia Barbarossa, CEO e CTO di Sidereal Space Dynamics. Benvenuto Mattia. Grazie mille, molto piacere di essere qui. Prima di entrare nel vivo di questo City Vision Input, vi ricordo appunto che potete commentare se ci state seguendo su Facebook e LinkedIn per in qualche maniera porci le vostre domande rispetto a quelle che sono a quella che è una delle visioni più interessanti rispetto alla space economy. Prima però di iniziare ci tengo a dare la parola a Domenico Lanzilotta, co-founder di Bloom, per raccontarci quelli che saranno gli spunti, le idee e anche un po' già il programma del City Vision, di City Vision 2022. Benvenuto Domenico. Grazie Alessandro, buongiorno, anzi buonasera a tutti. Un grande grazie al professor Barbieri, a Mattia Barbarossa per accompagnarci in questo che è il primo appuntamento di City Vision per il 2022. È un anno che promette molto bene, abbiamo chiuso il 2021 di questo appuntamento, di questa piattaforma per accompagnare la trasformazione intelligente le città e i territori italiani. L'abbiamo chiuso con 315.000 contatti, appuntamenti che ci hanno accompagnato per tutto l'anno, 4.500 persone nella nostra community, ricordiamolo, prevalentemente amministratori pubblici, personale delle pubbliche amministrazioni, ma anche aziende, organizzazioni e realtà che accompagnano alla trasformazione intelligente i territori. Per il 2022, dicevo, tanti appuntamenti, voglio solo ricordarli velocemente. 5 talk, partiamo il 18 marzo da Milano, saremo in feed con un appuntamento sui dati, grande opportunità ma anche grande rischio per le pubbliche amministrazioni. Poi ancora l'energia, la Smart PA il 9 giugno a Ivrea, nella terra di Olivetti, ma anche terra di grandi sperimentazioni sulla Smart City, e ancora la mobilità, e chiuderemo con il costruire sostenibile a novembre a Riva del Garda. E ancora l'appuntamento principale di City Vision a Padova, la seconda edizione degli Stati Generali delle Città Intelligenti. 20 ottobre a Padova, un appuntamento in cui contiamo di portare decine, centinaia di amministratori a confrontarsi l'uno con l'altro
sulle grandi sfide di una trasformazione che sia tecnologica ma anche umana. Io non rubo altro tempo, i City Vision Input sono il nuovo formato che inauguriamo quest'anno, mezz'ora in pausa pranzo, tanta visione e tante esperienze concrete. Vi ricordo che siamo presenti su tutti i profili social e quindi se mettete un like o un cuoricino ricevete poi tutti i nostri aggiornamenti. Grazie ancora professor Barbieri, grazie a Mattia Barbarossa e ricevo a te la parola, Alessandro. Grazie Domenico, perfetto. Allora a questo punto io chiederei alla regia intanto di iniziare a lanciare il primo contributo video che ci accompagnerà in questa mezz'oretta insieme. Chiedo a lei, professor Barbarossa, parliamo di città nello spazio. Città nello spazio è un tema che per alcuni potrebbe essere visto come uno slogan, no? Qualcosa anche di troppo futuribile. In realtà c'è del concreto. Dal suo punto di vista, perché bisogna parlare di città nello spazio e in che termini? Diceva a me, immagino, no? Assolutamente a lei, professore. Sì. Si tratta di ritornare nello spazio per un periodo molto lungo, soprattutto scavalcare quel limite che sono i 400 chilometri della Stazione Spaziale Internazionale, della Stazione Spaziale Cinese, per fare un salto di 1000 volte più lungo e ritornare sulla Luna come andammo negli anni 70, no? Ma questa volta con intenzioni, con mezzi, con scopi diversi da allora. Allora era, diciamo, una prima presa di contatto con il nostro satellite, adesso bisogna tornare per lunghi periodi, e intanto per l'interesse che ha la Luna, sia dal punto di vista mio, diciamo, astronomico, scientifico in generale, ma anche da un punto di vista più, diciamo, di turismo, ad esempio, spaziale, o di trovare risorse, ma poi anche vedere la Luna come una base di lancio per andare ancora più lontano, in particolare andare su Marte, che sarà la seconda tappa, naturalmente molto molto più difficile, ma che secondo me è un po' il trainante di questa missione anche sulla Luna. Sulla Luna si sono accettati, su Marte no. Sì. Di fatto appunto quello che stiamo guardando sono le immagini all'interno di una miniserie che è disponibile su Netflix e che è focalizzata su Inspiration 4, che è una delle, diciamo, missioni di cui si è più parlato, di SpaceX, i primi civili nello spazio. Le chiedo, prima di passare la parola a Mattia Barbarossa, ci può dare in qualche maniera uno scenario sulla Luna, arrivare sulla Luna per poi fare il salto verso Marte? Che tipo di insediamenti saranno necessari? Che tipi di nuclei? Ci può dare in qualche maniera un'immagine? Adesso questo non è facile dirlo, ma sicuramente per avere un nucleo abitabile sulla Luna bisognerà superare varie difficoltà molto importanti, e ovviamente c'è l'assenza di un'atmosfera, no? Che vuol dire doverla generare in qualche modo, assenza di acqua, e questo forse la Luna un po' ci aiuta, perché negli ultimi, diciamo, 15 anni si è scoperto che ci sono in realtà zone in cui c'è ghiaccio di acqua, in particolare in prossimità del polo sud lunare, che credo sarà la prima zona abitabile della Luna spero dal 2025 in avanti, no? Quindi andare sul polo sud lunare, e da lì c'è anche un'altra grande possibilità, cioè andare sulla faccia che da terra non si vede della Luna, una faccia che le missioni sovietiche ci hanno permesso di vedere nel 1959, e che in questo momento vede anche un rover cinese già su quella zona. Quindi bisognerà proteggerci dall'assenza di atmosfera, dall'assenza di un campo magnetico che deflette, come invece abbiamo sulla Terra, le particelle così pericolose che arrivano dallo spazio. Bisognerà quindi proteggere gli habitat con metri di sabbia, ma quella si trova sulla Luna molto facilmente, e quindi c'è tutta una serie di infrastrutture da costruire per la trasmissione, per la sicurezza degli astronauti.
comunque c'è una grande attività anche architettonica in questo. Questo sì, esatto, è molto affascinante. Abbiamo visto negli ultimi anni un sacco di render assolutamente, a volte magari credibili, altre volte semplicemente molto più simili ai videogiochi. Passo adesso la parola a Mattia Barbarossa, founder di Sidereus. Intanto, Mattia, poi chiedo anche alla regia di mandare il secondo contributo video che ci aiuta anche a inquadrare qual è la vostra attività, ma aiutaci a capire meglio. Voi avete fondato, tu hai fondato una startup innovativa, Sidereus. Di che cosa vi occupate voi? Beh, Sidereus è un'azienda che si occupa di sviluppare sistemi di trasporto spaziale di nuova generazione. In sintesi, il nostro intento è quello di riuscire a, parafrasando Seneca, non esiste una strada semplice dalla Terra alle stelle, di creare appunto quella strada semplice dalla Terra alle stelle. Perché ecco, un po' il punto fondamentale è questo. Oggi parlare dell'esplorazione dello spazio profondo è un qualcosa di assolutamente necessario, perché appunto dopo 20 anni di ISS abbiamo ben compreso la bassa orbita terrestre, quindi è il momento di fare il passo oltre. Però c'è ancora un elemento fondamentale: tutte queste esplorazioni sono state molto difficili sinora perché accedere già allo spazio è molto complicato, cioè fare quei 400 chilometri che sembrano poco, in realtà è probabilmente tanto difficile quanto fare i rimanenti 384.000 per arrivare verso la Luna, perché le sfide che necessarie per il decollo e per l'immissione in orbita, le energie sono elevatissime. E quindi l'obiettivo di Sidereus è quello di sviluppare dapprima un veicolo chiamato EOS, come la dea greca dell'alba, del nuovo giorno, perché era un nuovo modo di accedere allo spazio, e che io chiamo il personal computer dei veicoli di lancio, quindi un qualcosa, una tecnologia così piccola e così facilmente accessibile a tutto e Infatti tutti. stiamo vedendo in questi istanti, Esatto. appunto, diciamo, un filmato che appunto va a raccontare quella che è la vostra startup. Ma ti faccio una domanda, visto che appunto l'ecosistema dell'innovazione in generale lo insegnano i casi di Blue Origin, di SpaceX, di Virgin Galactic. Dicevo, l'aerospazio è stato innovato tantissimo dalle startup negli ultimi 20 anni, si sono fatti dei salti notevoli. Come è inquadrabile anche l'ecosistema italiano? Molto spesso probabilmente le persone non sanno che in Italia ci sono un sacco di eccellenze legate a questo settore, e non da ultimo di Orbit, è una, diciamo, ex startup che si occupa della logistica spaziale, che si quoterà al Nasdaq fra qualche mese. Sì, assolutamente. Oggi infatti è un momento straordinariamente emozionante, che si può vivere tutto veramente con la pelle d'oca, perché oggi stiamo vivendo un nuovo rinascimento spaziale, una nuova corsa, stavolta non più spinta da motivi politici, o meglio, non solo spinta da motivi politici, ma principalmente spinta da motivi economici, che sono un mezzo come un altro, ma se il fine è appunto quello di poter compiere esplorazioni e voli verso lo spazio profondo, come abbiamo sognato con la fantascienza degli anni 50, questo diventa perfettamente giusto. L'Italia è un partner chiave nello sviluppo di tutto questo, perché ricordiamoci che siamo stati tra le prime nazioni a lanciare un satellite in orbita con il programma San Marcon, poi siamo stati sostanzialmente sempre all'avanguardia della scoperta scientifica e tecnologica. Proprio Sidereus deriva dal Sidereus Nuncius di Galileo Galilei, che è uno degli esempi più diciamo impressionanti di tutto questo. E nella nuova economia spaziale vi sono molti gli investimenti che stanno venendo alla luce proprio in questi anni, proprio negli ultimi 5 anni in Italia, verso la creazione di queste start-up, perché questo è un punto fondamentale. Startup o non startup, si può generare una forte competizione capace di spingere il progresso tecnologico ben più di quanto possa fare sostanzialmente la scarsa disponibilità della ricerca sostenuta dalle nazioni. Allora a questo punto si può innescare una corsa esponenziale verso appunto quella colonizzazione di cui parlava il professor Barbieri, verso la Luna e verso Marte, non solo fatta dalle grandi nazioni che con grandi investimenti creano queste colonie, ma fatta soprattutto da un tessuto di partenza di tante aziende che per competizione economica spingono verso la realizzazione di veicoli sempre più facili. È il lato commerciale, diciamo, della space economy. Fino a qualche decennio fa probabilmente eravamo abituati a pensare alla NASA soltanto come attore competente e autorizzato ad operare in questo settore. In realtà nel giro di 20 anni la storia di SpaceX insegna che tutto è cambiato. Da questo punto di vista, professor Barbieri, visto che comunque lei ha visto gli ultimi decenni, no, di questo settore crescere, com'è cambiato e in che fase stiamo vivendo adesso?
si sta davvero creando un ecosistema che ci permetterà di raggiungere molto prima degli obiettivi che magari, come appunto le città nello spazio, che fino a magari a qualche anno fa erano assolutamente impensabili? Ma mi pare che l'elemento di drastica novità con il passato sia proprio quello che citava Barbarossa, cioè l'ingresso dei privati in questa competizione. Privati che sono molto più agili, se volete, e hanno dei vincoli anche meno stringenti di quelli che hanno le grandi agenzie nazionali, no? Quindi un privato con tanta fantasia e anche con l'accesso a un capitale che sono molto lieto che Barbarossa e la sua azienda trovino investitori privati, perché l'Italia in questo forse è ancora indietro rispetto alla situazione in altre nazioni, soprattutto negli Stati Uniti, dove il venture capital è molto più comune che qui da noi. E quindi c'è proprio l'auspicio che anche in Italia si continui a sostenere un'attività che, come ricordava Barbarossa, l'Italia è stata la terza nazione a lanciare nello spazio. Dopo l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti è venuta l'Italia. E quindi questo capitale anche di iniziativa, no? deve trovare uno sfruttamento più diffuso nell'ambito della nostra nazione. Sì, diciamo sono le eccellenze che non conosciamo. Prego, se vuole concludere. A noi non mancano le eccellenze, cioè manca forse la capacità di sfruttarle, cioè di dare l'opportunità a giovani come Barbarossa e altri, che ci sono sicuramente, di concretizzare le loro idee. Certo. Adesso chiederei appunto alla regia di passare, diciamo, visto che abbiamo raggiunto purtroppo la prima metà di questo interessantissimo City Vision Input, di lanciare il terzo contributo video, perché adesso abbiamo citato appunto, abbiamo partiti dalla Luna, adesso facciamo il salto e andiamo su Marte, perché un anno fa, se non sbaglio, sono arrivati, diciamo, i primi rumori da Marte, le prime registrazioni di questo ignoto che affascina e al tempo stesso spaventa. Vi chiedo anche in questo caso, focalizzandoci sulle città spaziali, su quelle che saranno le attività del futuro, e a questo punto passerei anche la parola direttamente a Barbarossa, dal tuo punto di vista, che tipi di attività ci saranno su Marte, sulla Luna? Si parla in quest'epoca di nuovi lavori, ci saranno, immagino, anche di nuovi lavori in queste realtà. Certo, per me infatti il punto fondamentale è questo. Noi stiamo adesso accingendoci a compiere il passo planetario verso la prima colonia autosufficiente sulla Luna o su Marte, proprio perché siamo spinti da un istinto naturale della nostra specie, di qualsiasi specie vivente, di riuscire a espandersi e conquistare ogni luogo possibile. Però oggi si parla tanto di Marte come possibile luogo ideale per tutto questo, ma forse dovremmo riconsiderare la Luna come possibile primo luogo per una colonia indipendente. Il motivo si fa presto a dire. Marte, a causa delle dinamiche orbitali, di un'orbita un po' più grande di quella terrestre, ha finestre di trasferimento che si alternano solo ogni 2 anni, quindi una missione marziana, almeno con le tecnologie che abbiamo attualmente, non può richiedere meno di 3 anni, e questo diventa estremamente complicato, perché vediamo per esempio Vinland, la prima colonia vichinga nel Nord America intorno all'anno 1000. La colonia era quasi isolata completamente dalla madrepatria, perché all'epoca comunque il solcare il mare, soprattutto la parte più settentrionale del mare Atlantico, era estremamente complicato, e questo poi ha fatto sì che la colonia, anche per tutta una serie di altre ragioni, collassasse, perché era indipendente e non aveva facilmente accesso a supporti. Quando poi le colonizzazioni si sono spostate più a meridione, con navi anche molto più tecnologicamente avanzate, secoli dopo, a quel punto attecchire con una colonia è stato più facile. Quindi il punto fondamentale è che Marte è distante, è privo di risorse, presenta delle sfide che sicuramente sono più morbide rispetto a quelle della Luna, ma non certamente sono semplici da affrontare da soli e senza risorse. La Luna invece... Ma vi chiedo entrambi, cioè, visto che appunto vogliamo anche rendere più, diciamo, divulgativa possibile questa occasione, per quanto poi si debba partire dall'aspetto scientifico e di conoscenza, andare ad abitare su un altro pianeta avrà solo scopi di carattere scientifico o c'è anche... Assolutamente anche commerciale, anche perché credo che, per esempio, uno dei primi lavori che saranno creati su una colonia lunare saranno gli spazzacamini.
cioè paradossalmente, ovvero sia, soprattutto su Marte in realtà, ovvero sia il problema della polvere che sulla Luna è finissima, è quasi fine come il fumo dei camini stessi, anzi ancora più fine del fumo dei camini stessi, crea enormi problemi di abrasione alle tute spaziali degli astronauti e via discorrendo. Su Marte è ancora peggio perché c'è il vento a disseminarla un po' ovunque. Quindi il primo lavoro, che è molto difficile da automatizzare con i robot, probabilmente saranno gli spazzacamini, oppure tutto quello che, ecco, io credo che il primo exploit che avverrà e che renderà una vera e propria colonia indipendente sarà la ricerca di risorse minerarie, perché per esempio noi abbiamo visto con la sonda Lunar Prospector intorno all'inizio degli anni 2000, mappando i depositi di torio, che c'erano anche terre rare sulla superficie lunare provenienti da tutti gli asteroidi che nel corso di miliardi di anni hanno bombardato la Luna. Ecco, estrarre quelli da un asteroide è complicato, dalla Luna è un po' più semplice, da Marte è economicamente insostenibile. Professor Barbiere, lei si ritrova, diciamo, in questo scenario? Sì, in realtà diciamo, io non sono un astronomo, no? Quindi per me c'è un interesse scientifico enorme nell'andare sulla Luna, perché non dimentichiamo che la datazione dell'età del Sistema Solare, quei 4,6 miliardi di anni che tutti sanno, in realtà deriva dall'analisi delle rocce che le missioni Apollo riportarono sulla Terra. Ma furono 6 missioni, quindi andare di nuovo... E lì c'è un punto che ai commerciali diciamo, in un certo senso confligge con l'interesse scientifico, perché sul regolito lunare, sulla polvere finissima che citava prima Barbarossa, c'è un'enorme quantità di un isotopo dell'elio, si chiama elio 3, è un elio a cui manca un neutrone, no? E che può servire a generare una quantità enorme di energia tramite fusione nucleare. Ed è facile estrarlo perché è lì sulla polvere, non c'è neanche bisogno di fare una miniera, basta arare il suolo, ma arare il suolo chiaramente per noi astronomi vuol dire distruggere anche la storia contenuta nella polvere, quindi c'è un po' di tensioni. Io non vorrei dimenticare anche le possibili tensioni commerciali e politiche, perché ancora il problema della legislazione spaziale deve trovare un assestamento non solo nei confronti delle nazioni, che in qualche modo hanno già dei protocolli d'intesa, ma anche verso i privati. E quindi potrebbe riprodursi la situazione della Compagnia delle Indie o di altre grandi imprese commerciali che si mettono un bel recinto su una zoffetta di luna e dice questa è mia, no? E quindi non dimentichiamoci poi anche la questione, anche per un'attività legislativa. C'è anche poi una questione importantissima legata per esempio alla sostenibilità. Si dice che appunto tutti quei satelliti che spediamo in orbita rischiano di collidere, e al tempo stesso questi danni vanno a creare questa spazzatura spaziale che di fatto poi assolutamente, anche trasporta perché... cattive abitudini che abbiamo in qualche maniera assorbite. Abbiamo, come diceva Barbarossa, spazzacamini sulla Luna, ma anche spazzini sull'orbita bassa, no? Assolutamente. Perché abbiamo una quantità straordinaria non solo di satelliti ma anche di detriti di satelliti, perché ogni tanto si frantumano, si collidono, collidono, quindi questa attività in cui credo che The Orbit sia una delle società più importanti, no? Dobbiamo pulire queste orbite, e se guardate quanti lanci ci sono ogni settimana, ma non c'è solo SpaceX che lancia, ci sono i cinesi, ci sono i russi, ci sono gli europei, c'è una quantità enorme di roba che va su e non sempre la controlliamo, e in realtà c'è una bella nube molto pericolosa attorno alla Terra. Ma infatti è anche un problema che chiaramente sicuramente il professor Barbieri potrà espandere molto meglio di me verso le osservazioni astronomiche, perché ritrovarsi davanti al campo visivo di un telescopio, decine di oggetti che si muovono, rende difficile per esempio anche cercare near Earth asteroid, ovvero sia quegli asteroidi più vicini alla Terra che potrebbero entrare in collisione in un prossimo futuro, perché vedendo in un campo completamente coperto da detriti è difficile. Ho bellissime foto di comete in cui la coda del cometa è solcata da decine e decine di strisce di satellitini mandati su da SpaceX. Ma gli astronomi ottici hanno dei bei guai, i radioastronomi li hanno ancora più grossi di noi, perché appunto le frequenze radio
cominciano ad essere occupate tutte, e quindi la Luna ha un altro interesse, l'altra faccia della Luna, che è naturalmente protetta dalle trasmissioni radio terrestri, può diventare un'ottima base per la radioastronomia profonda, per andare a vedere il cosmo più profondo senza avere... E c'è un altro punto che può essere così interessante: se noi cerchiamo un'altra civiltà extraterrestre, no? Qualcuno che trasmetta, oggi siamo limitati da questa serie infinita di trasmissioni radio, segnali spuri generati da cellulari di ragazzini che passano in bicicletta lì vicino, sono all'ordine del giorno, non sono alieni, sono appunto forestieri che passano di lì. Quindi la Luna ha anche quest'altro interesse estremamente, diciamo, scientifico, se volete. No, è assolutamente interessante anche quest'ultimo scambio rispetto a quelle che sono le tematiche che ci piacerà e ci sta già piacendo affrontare a City Vision Input, perché appunto in mezz'ora andiamo a snocciolare un tema molto alto, cercando anche di rendere il dibattito utile a tutti, non soltanto appunto agli esperti. Visto che siamo quasi in chiusura, mancano una manciata di minuti, 5 minuti, chiedo ad entrambi intanto se ci sono degli aspetti che magari vi interesserebbe sottolineare quando si parla di città spaziali, per esempio. C'è un motivo secondo voi perché lo spazio a volte viene considerato sia un'eccellenza ma come un qualcosa che non riguarda tutti noi, come se fosse lontano, no? Anche l'interesse per le spedizioni, l'interesse per l'esplorazione è visto come eccezionale ma al tempo stesso lontano dalla vita quotidiana. Io quello che ripeto sempre, ed è poi il motivo per cui ho deciso di aprire Sidereos, ed è il motivo per cui io sto dedicando tutta la mia vita a questo, è che noi ci troviamo di nuovo oggi davanti a la prima volta una strada per la nostra specie, un po' come fu per l'Africa centinaia di migliaia di anni fa. Ci troviamo per la prima volta con la capacità di poterci espandere oltre, perché siamo arrivati a una buona maturazione tecnologica e di autoconsapevolezza per farlo. Abbiamo la possibilità che tutte le specie viventi nel corso della propria esistenza hanno avuto di compiere il passo in avanti, e compiere quel passo in avanti è essenziale, perché dice Musk, come dice certamente giustamente Musk, in caso di estinzione poi se la Terra fosse compromessa sicuramente l'umanità sarebbe estinta, ma ancora più di questo, perché è un fabbisogno intrinseco dell'essere umano, di qualsiasi forma vivente, quella di espandersi attraverso il cosmo. E quindi Mattia, visto che ci dicono dalla regia, visto che abbiamo dei bellissimi e che io ho sicuramente capito calcoli ci fai vedere anche qualcosa in concreto? Avevi un modellino che ci hai fatto... Sì, ecco, per esempio questo è il motore, l'MR100, che abbiamo progettato sostanzialmente per sviluppare questo veicolo di lancio EOS, e l'obiettivo è quello di poter dimostrare che con questo tipo di tecnologia che accedere allo spazio possa essere tanto semplice quanto prendere un'automobile per fare un viaggio, perché solo compiere quel passo, solo rendere l'orbita terrestre bassa alla portata di tutti e non solo di pochi di poche potenze tra le mani, può aprire all'umanità tutto quello che è il resto della colonizzazione spaziale, e di nuovo non solo per scopi commerciali, non solo per scopi scientifici, ma proprio perché è un'esigenza dell'essere umano come forma di vita quella di riuscire a espandersi attraverso il cosmo, e chissà quante cose, quante meraviglie e curiosità potremmo apprendere potendoci espandere. Immaginate telescopi come James Webb di dimensioni monolitiche nello spazio, quanto potrebbero rivelarci del nostro essere. Professor Barbieri vuole aggiungere qualcosa? Perché la space economy viene vista come così distante? Sì, in realtà è distante, nel senso che è difficile andare. Finora mi pare sono un po' più di 500 le persone che sono andate nello spazio, ma in realtà dallo spazio sono ricadute sulla Terra delle conoscenze che vengono applicate tutti i giorni, di cui oggi magari la gente non si rende conto. Un esempio banalissimo, il velcro, no? Il velcro, lasciamo stare anche i personal computer, certe colle, ma ad esempio quello che abbiamo imparato sulla perdita di calcio nelle ossa per le lunghe permanenze sulla stazione spaziale è adesso un patrimonio della medicina quotidiana. L'accumulo di calcio nei reni, ad esempio, no? Oppure i difetti
erorazione del sangue nel cuore. Sono tutte cose che sulla stazione spaziale hanno trovato un laboratorio ideale che ricadono a terra. Quindi la medicina già gode di questo, la tecnologia ovviamente in tanti settori, non solo nella propulsione, ma nei materiali compositi, ad esempio. Tutte cose che magari la gente non sa, sente lontane, ma che in realtà tutti i giorni usiamo nella nostra vita quotidiana. Certo. Visto che abbiamo davvero un paio di minuti, anzi un minuto alla mezza, City Vision Input, vorrei che lasciaste appunto chi ci sta seguendo con un suggerimento magari di lettura o magari semplicemente di visione. Che cosa consigliereste a una persona che vuole interessarsi di questo tema in maniera, come dire, partendo da zero? Un libro, un film, anche una mostra, per esempio. Ci sono dei punti in cui si può conoscere la space economy e guardare alle città spaziali, diciamo? Ci sono sicuramente tanti libri. Uno dei libri che ho più apprezzato è stato Il costruttore di navi cosmiche di Romanov del 77, un po' vecchiotto, ma racconta la storia di Sergei Korolev agli esordi con il volo spaziale. Ma io quello che credo sia più importante di tutto in questo momento è la curiosità, un qualcosa che noi abbiamo imparato a dimenticare paradossalmente, crescendo e soprattutto poi cambiando ambiti rispetto magari alla ricerca scientifica o umanistica, e che dovremmo riscoprire, perché è l'essenza stessa dell'essere umano ed è il motivo per cui abbiamo fatto tanta strada arrivando qui. Quindi quello che vorrei sostanzialmente lasciare più che altro come suggerimento è Curiositas Artium Mater, quindi che la curiosità è la madre delle arti. Quindi partendo dal soddisfare quell'innata curiosità di bambino verso la conoscenza in generale, poi veramente raggiungere una conoscenza e una consapevolezza sempre crescente del volo spaziale, dell'esplorazione spaziale. Grazie. Professor Barbiere, lascio a lei concludere con uno spunto. Io posso solo raccomandare agli ascoltatori di leggere i tanti siti dedicati all'astronomia. Ad esempio l'Istituto Nazionale di Astrofisica ha un bellissimo sito, organizza tante conferenze, tante divulgazioni. Ci sono scuole dedicate ai ragazzi delle superiori, ma anche delle scuole medie. L'Agenzia Spaziale Europea, quella italiana, la NASA, hanno degli eccellenti siti in cui uno può trovare delle informazioni molto accurata, non di fantascienza, ma di scienza applicata a un mondo che sembra fantastico, perché in realtà ci sarà sempre più quotidiano. Ma che bello, una bellissima chiusa, non avrei saputo fare di meglio. Allora io ringrazio i miei ospiti, Cesare Barbiere, professore emerito di astronomia all'Università degli Studi di Padova, e Mattia Barbarossa, CEO e CTO di Sidereus. Io ringrazio davvero tutti voi che ci avete seguito. Appuntamento, come diceva Domenico Lanzilotto in apertura, con i prossimi appuntamenti, eventi di City Vision. Il primo appunto prossimo, il 18 marzo a Milano in FID. Ringrazio Giacomo Porra in regia, un grazie a voi che ci avete seguito e al prossimo appuntamento con City Vision. Grazie ancora. Grazie a tutti. Arrivederci a tutti. Step 70, ultimate level to Lewis Rider, open